È il momento del Gran Premio Continentale 2018, la 70ª edizione del Gran Premio Bolognese, doppio chilometro per cavalli di 4 anni, macchina che si mette in movimento, sono 11 dietro l'autostart, Vitruvio, Vanese K, Valkyria OP, Epona du Passage, Voltaire G-Font, Venanzo Jet, seconda linea Victor Ferm, Very Joy, Vessillo AS, Vernissage Griff, Vincent ZS. I netti favori sono per Vitruvio, numero 1 Alessandro Gocciadoro. Ancora 50 metri allo stacco, con il 3 di Gocciadoro avanti a tutti, con Danesia e K che conquista la testa, Valkyrio Numero 7 Victor Ferm, errore di Victor squalificato. Ferm, mentre lungo la corda segue Vitruvio, a largo anche Epona du Passage, mentre in terza posizione c'è Very Joy davanti a Vincent ZS. Primi 200 che se ne vanno in 15:1 con al comando Vanesia e K su Vitruvio, al largo invece Valkyrio P, lo scatto intanto di Vessillo AS che cerca di sorprendere Vanesia e K, costretta dal lungo dopo i 400 in 33. Rientra Vanesia e Vessillo può accodarsi in seconda posizione. A questo punto esce all'esterno Vitruvio, se ne vanno i 600 in 45,3 e ora Vitruvio ha spostato al largo e va a sua volta su Vanesia e K che ovviamente lascia sfilare il compagno di training. Se ne va così il mezzo miglio iniziale nell'ordine del 59,9. Fin qui tutto molto semplice per Vitruvio che ha conquistato la testa nei confronti di Vanesia e K, terza posizione per Vessillo S, mentre è rimasta all'esterno Valkyria OP seguita da Epona du Passage. Cavalli al completamento del chilometro, 1:14,8 per Vitruvio, in schiena c'è Vanesia e K, in terza posizione Vessillo AS, mentre avanza ora Voltaire G-Font quando siamo a un giro dalla conclusione. Voltaire G-Font si trascina Valkyria OP, Epona du Passage, poi al largo anche Vernissage Griff, in coda a tutti c'è Venanzo Jet, intanto un parziale in 14,7 per iniziare il chilometro conclusivo. Il giro finale invece è un 14,8 per Vitruvio, con Vanesia sempre in seconda posizione alla corda, ancora Vessillo all'esterno, Voltaire G-Font che non riesce a dare consistenza alla propria azione, anche perché Vitruvio ora sta accelerando secco e spara un parziale in 14 netto a 400 dalla conclusione, prende vantaggio Vitruvio, mentre dalla coda cerca di venire via Vernissage Griff. Intanto Vitruvio fa selezione, guadagna una quindicina di metri abbondanti su Vanesia e K. Vitruvio entra in retta d'arrivo con più di 20 metri di margine e nel finale si distacca per vincere autorevolmente il Gran Premio Continentale 2018. Vince fermando. Il secondo posto è per Very Joy, mentre per il terzo dovrebbe essere ancora Vanesia e K. Per poco non c'è un mezzo incidente dopo l'arrivo. Ha sbagliato invece Vessillo S. Andiamo a rivedere l'arrivo quando Vessillo S sposta in retta d'arrivo per andare ad acciuffare Vanesia e K provata. Vessillo ci prova, intanto questa è l'inquadratura tutta per il dominatore Vitruvio. 1,35 la sua quota in chiusura, Vitruvio che ha dominato letteralmente questo continentale senza avversari praticamente. Andiamo a rivedere sul palo Very Joy che non finisce di stupire, ottimo secondo, mentre più a distanza vedete l'errore di Vessillo S. E il terzo posto per Vanesia e K, mentre il quarto è per un Venanzo Jet che, correndo all'estrema attesa, raccoglie un piazzamento davvero importante. Mentre l'inquadratura è tutta per Vitruvio, vedete ora però vediamo il secondo posto di Very Joy, il terzo, il quinto probabilmente è per bisogna andare a rivedere. Intanto andiamo tutti in premiazione per parlare direttamente con Alessandro Gocciadoro della vittoria di Vitruvio.